stadio comunale per la 25esima giornata del campionato di eccellenza Girone A. Scontro al vertice, il Villafranca capolista con 48 punti, ospita il Monselice, secondo in classifica con 43 punti, a ruta con i 10 Sabatini, con l'11 Salviato, i due allenatori, l'allenatore del Villafranca il signor Alberto Facci, allenatore del... Vediamo chi si incaricherà della battuta del calcio di punizione. Una volta potentissima e sfiora la traversa, il rilancio lungo ma la palla è ancora tra i piedi del giocatore del Villafranca con Corioni, prova ad accentrarsi dalla sinistra, Corioni si mette la palla sul destro, il tiro, ancora palla larga sulla destra dove c'è Zorzi che fa fuori Bodnar, Zorzi si accentra, il sinistro di pugno, respinge, sfrutterà il calcio di punizione, Fig sfiora ancora sulla destra dove c'è Filippo Costantini, il cross sul secondo palo, attenzione, libero Sabatini, anticipato, attenzione, l'area di rigore, il gol! E c'è il gol! Al 43esimo minuto il gol di Filippo Donato che si è trovato tutto solo in area di rigore. Ci sentiamo per il secondo tempo. Al giocatore del Villafranca, Donato. Corre questo calcio di punizione, scambia zone sul versante di destra, Costantini a campo, esce, attenzione centralmente, Zorzi, la palla sulla sinistra, Taddeo dentro, Cervellin tocca su Fighi, il destro deviato e trova sulla destra, attenzione Costantini dopo lo scambio, Costantini, palla dentro, Sossio Arutta, Costantini, sono due. Filippo Costantini, attenzione centralmente, Zorzi, la palla sulla sinistra, Taddeo dentro, Cervellin tocca su Fighi, il destro deviato e trova sulla destra, attenzione Costantini dopo lo scambio, Costantini, palla dentro, Sossio Arutta, Costantini, sono due, Filippo Costantini. Indirizzo di Taddeo che scambia con Zorzi, vediamo ancora Taddeo, la palla dentro, esce sui piedi, sono calcio di punizione, minuto 20 della ripresa, destro e poi palo, gol del Villafranca, esplode di gioia il pubblico di casa, ha segnato il numero 16 Nicola Gottoli sulle prime, si era parso che fosse Zorzi l'incaricato della battuta per il Bottosso, scambia con Zorzi, ancora Zorzi in area, dentro, uguali, non arriva, fondo, di fatto un 3-2-4 per il Villafranca. Palla dentro, attenzione ancora per il Villafranca, Nalini destro con i pugni, soffia il pallone a Cordioli, centralmente per Zorzi, sinistro, Paolo Zorzi, 2-2, esplode lo stadio comunale di Villafranca ad esultare sul Monselice. Esplode letteralmente lo stadio comunale di Villafranca. De Silvestro, attenzione centralmente per Cordioli, sinistro di Cordioli, Gottoli che metterà dentro questo pallone interessante, attenzione, uno spiovente in area, se ne va, Ugali cerca il dialogo con Zorzi, conclusione rimpallata da Zorzi, ha portato la propria squadra in parità. Ricordiamo che il Villafranca giocava con l'uomo in meno. Siamo con mister Alberto Facci, un punto d'oro soprattutto per come si era messa la partita. Sì, direi per come si era messa la partita un punto d'oro, perché come ho visto i ragazzi meritavamo decisamente i 3 punti, ecco. Però per come si era messa la partita devo fare un plauso a tutti quanti, da quelli che hanno giocato, da quelli che erano in panchina, a quelli che erano in tribuna. Un arbitraggio ci è sembrato forse non adeguato, soprattutto per la caratura della partita. Non amo parlare tanto degli arbitri, non parlo nemmeno questa volta, insomma, diciamo che su qualche decisione ho qualche dubbio.